Allora, eccolo qui, questo è il primo esercizio e chi è che vuole, non si sa ancora qual è la domanda, chi è che vuole candidarsi? Facciamo un giro tutti, quindi prima o poi tocca a tutti. Senza sapere la domanda? La classica spinta Senza che sapere la nessuno vuole domanda. vedere comunque. La classica spinta da "Oh, che due balle". Qual è la mossa migliore per il nero? Cioè, Non si sa qual è la non si domanda. sa, non si sa. Chiamo io? Allora chiamo io. Allora, chiedo a Ciro. Così. Mannaggia, ma Mi hai detto che eri lì tranquillo, che non lavoravi. Allora, Ciro, la domanda è questa, devi rispondere vero o falso. Va Eh, bene. il bianco ha appena spinto un pedone sulle ali. Il nero deve reagire al centro? Vero o falso? Cristian, scusa, puoi ripetere che qui non prende Sì, bene? la domanda è, il bianco ha appena spinto quel pedone che è sull'ala, il nero deve reagire al centro, deve iniziare a preoccuparsi di quel pedone, cioè quindi il nero deve reagire al centro, vero o falso? Allora, come teoria principale, sì, cioè a un attacco laterale corrisponde una reazione al centro e viceversa, no? Però penso che in questo caso il pedone bianco minacci la spinta in G4 Ciao. per cacciare Ciao, il ciao Giovanni. cavallo. Quindi io arroccherei da buon giocatore. Però la domanda è vero o falso? Io dico vero, deve reagire al centro. Bene, e come reagiresti al centro? Eh, allora, la spinta del pedone D mi sembra un po' prematura, però dopo cattura possiamo spingere. Ma possiamo magari pensare o a un arrocco e mettiamo il re al sicuro e non si sbaglia mai, oppure guardavo la spinta in D5 Mhm. e dopo la presa c'è la spinta in E4, la donna si allontana e... O forse di 5, prende il tempo. Sì, sì, anche. Esatto. Quindi in questo caso avevi detto vero, la risposta è corretta. Su un attacco sulle ali, più che magari preoccuparsi di fermare questo attacco sulle ali, bisogna giocare sul centro. In questo caso D5 era la risposta corretta. Adesso, chiaramente, se va a catturare con l'alfiere, ma qui forse anche questa può diventare interessante, ma credo che questa sia sempre molto forte. E idem se cattura così, forse c'è un'intermedia così. E poi ci pensiamo a tirare via questo cavallo, magari anche in E7. Bene, bene, bene. Prima risposta corretta. Andiamo alla seconda domanda. Chiamo io, poi aiutatemi ragazzi se poi non ho chiamato qualcuno. Eh, Alberto, vuoi provare tu, Alberto Alderighi? Volentieri, volentieri. Ok, allora andiamo con la seconda domanda. E la domanda è questa qui. Il nero è in vantaggio di materiale e pertanto dovrebbe cercare di cambiare i pezzi, vero o falso? Vero? Quindi è veramente in Quando siamo in vantaggio di vantaggio, materiale? io la so così, quando siamo in vantaggio si cambia. Poi Ok. magari si perde uguale, però È giusto, si vede subito che ci sono tre pezzi leggeri contro due, quindi il calcolo è presto fatto. Il nero è veramente in vantaggio di materiale e quindi potrebbe convenirgli una tattica di iniziare a cambiare i pezzi. Cavallo di 7, cavallo B6, me lo cambio contro l'alfiere, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora chiederei all'altro Alberto. Ok. Eccolo. Allora andiamo con questa. Il nero ha appena spinto quel pedone. E l'affermazione è alfiere per H6
è meglio di alfiere F6. Vero o falso? Calcola un attimino. Beh, direi che è falso, perché è meglio il cavallo, Bene, perché alla quindi fine mi faccio di due pezzi leggeri. giusto, meglio catturare il cavallo, ovviamente non può catturare di pedone che c'è l'inchiodatura, se cattura con l'altro cavallo, giustamente Ero di torre. vado di torre e non me lo può catturare, quindi alla fine mi sono preso il pezzo gratis. In caso di questa è vero che c'è la minaccia di matto, però dopo G6 in realtà la minaccia è Mhm. terminata, quindi era meglio catturare in F6, giusto? Giusto, bravissimi Ok. tutti. Qui mi farete spedire 40 tazze. Andiamo alla quarta domanda e proviamo con Michele. Quarta domanda, la posizione è questa. Allora, il bianco non può catturare col cavallo se no gli arriva un doppio, una forchetta in E5 con perdita di un pezzo. È vero che il bianco non può catturare quel pedone altrimenti gli arriva il doppio? Pensaci un attimo. Sì, allora. No, non è vero, cioè, è falso perché in realtà su E5 lui ha cavallo per C6 con tempo sulla Tempo su una donna, donna, sei costretto a sì, catturare e poi salvi salve l'alfiere, l'alfiere. o anzi, o meglio, catturi anche qui. Ottimo, ottimo. Quindi sembrava che c'era qualcosa di bello, invece dobbiamo sempre guardare almeno una mossa in là perché o se no queste cose possono trarci in inganno. Ottimo, ottimo. Allora andiamo alla quinta domanda e chiamerei Filippo. Quinta domanda, lei questa qui. La variante di spinta in questa apertura è considerata la migliore da teoria, vero o falso? Non gioco la difesa francese, ma mi viene da dire vero, perché comunque prendi spazio al centro. Questa era infame perché se uno non la gioca e non lo Eh, sa, in questo caso è falso, purtroppo, perché è la migliore considerata Cavallo. cavallo di Ah. due. Qualcuno la gioca, lo sapeva, però in effetti La Tarrasch. per chi non gioca ai 4 è Giuseppe, tu lo sapevi? Per la Tarrasch, cavallo in Cavallo in D2. D2. Beh, adesso va di moda. Incredibilmente, se attiviamo il motore, sì, no, qui addirittura dice che è uguale. È uguale a cavallo C3 o cavallo D2. Però, se andiamo a vedere, credo, il database dei giocatori, sì, il database è cavallo C3, cavallo D2 e come terza scelta cavallo E5, che ovviamente è giocabilissima, quindi non è che se il motore non... anzi, il motore la consiglia anche. È un po' infame però sta domanda, Cristian, dai. Sì, no, infatti, questa Cioè... è... Guarda, io sulla difesa francese non ho esperienza né da bianco né da nero, perché con entrambi gioco col pedone C, quindi Va bene, va bene. Mi spiace che ti è capitata questa più sfigata di domanda, Filippo. no, no, ho, Sì, ho era imparato tosta. qualcosa. Ho imparato Ok, qualcosa. ok, ottimo. Allora andiamo alla sesta domanda. No, non voglio farla vedere in anticipo. Ah! Allora, What was that? chiamiamo Giuseppe. In Io. questo caso non è una domanda sulla francese. Giuseppe, la domanda è questa. Dopo la cattura del pedone, il bianco ha un pedone isolato, vero o falso? Dopo la cattura del pedone.
Sì, dopo che il nero cattura il pedone di 4, il bianco si ritrova con un pedone isolato, vero o falso? Una domanda a trabocchetto. Se il nero cattura il pedone bianco, il bianco rimane col pedone isolato, ho capito bene? Sì, È vero, rimane col pedone è isolato. giusto, è talmente semplice che... No, perché mi hanno detto, ma che sta qualcosa che non mi torna? Giusto, Di domanda. giusto. Bene, bene. Allora andiamo alla prossima domanda che la facciamo a Paolo. Ciao, intanto io sono Paolo, Eccolo, ciao Paolo, ora ci sentiamo. ciao, vivo Ciao, in zona benvenuto. Milano, ciao, vivo in zona Milano, ma in questo momento sono in vacanza in Sicilia. Ok. Vabbè, mi sono iscritto così per migliorare, giocavo quando ero molto giovane, poi ho abbandonato e adesso a 47 anni ho deciso di ripartire e quindi ogni tanto mi diletto, ecco. Sì. Ottimo. Su che punteggi giochi online, giusto? Sì, 1300 e Ok, qualcosa. ottimo, ottimo. Bene. Sull'ICS sull'ICS. Sì che cambia. Chess.com, chess.com. Va bene, va bene. Ok. Giusto, allora Paolo, la domanda che ti faccio è questa qui ed secondo me questa è interessante. La domanda è, il bianco può compiere un sacrificio in questa posizione, un sacrificio sensato, vero o falso? Per ragionarci un attimino. Un sacrificio, sì. Un sacrificio sensato. Allora, dovrebbe cavallo da mangiatore. Sacrificio sensato, cavallo di 5, mangiare la regina, fiere scacco in F7, scacco F7, ma Hai trovato qualcosa che secondo te può essere... no, pensavo al cavallo in E5 per poi alfiere mangiare regina e poi alfiere va in F7. Il re però va Sì, credo non ci sono abbastanza pezzi in per dare E7, va in scaccomato, sì. E7. Boh, direi di no. Ok. E purtroppo c'è. Purtroppo in questo caso c'è un sacrificio sensato che bastava invertire l'ordine delle tue mosse. Prima questo, il Ah re sì, è poi instanato, cavallo in E5. scacco e ora che lui sposta il re da qualsiasi parte, ti riprendi il pezzo con gli interessi. Poi Gli comunque magari ti interessi. perdi questo, però credo che il fatto che il suo re sia molto esposto valga di più. Sì, questa non era facilissima. No? Non c'è più attacco su B2, Christian, con la donna, Anche su B2, anche su B2. con la anche su- torre poi. Sì, poi devi giocare a cavallo di 2 e poi ti fa scacco, però credo comunque il nero stia peggio in questa situazione. Ottimo. Andiamo allora avanti e chiediamo a Giovanni. Bene, io sì. Eccolo. Allora Giovanni, domanda 8 per te. Eccola qui. Anche questa è difficile. Il bianco riuscirà ad andare a promozione facilmente, vero o falso? Pensaci un attimo. Beh, considerando che ci sono le torri e il cavallo che possono rientrare, la promozione su Casa Chiara, io ti direi di no, il bianco non può muovere. Giusto. Quindi il pedone deve andare in questa direzione per promuoversi, ma farà fatica. Uno perché per arrivare qui la torre si deve togliere da qui e se si toglie la torre c'è già questa dietro che lo attacca. Ricordatevi sempre che le torri stanno sempre meglio dietro i pedoni, non davanti. In questo caso la torre amica
e davanti al pedone. Sia che noi attacchiamo, sia che noi difendiamo, le torri stanno meglio dietro i pedoni, sempre. Perché da dietro supportano il pedone o lo attaccano, se è un pedone nemico, quindi sempre dietro. E quindi è difficile portare la torre da dietro che supporta, quindi sì, sarà molto difficile, anzi probabilmente questo pedone cadrà. Ottimo, andiamo avanti e adesso chiamo Mauro. Ciao a tutti, scusate il ritardo. Figurati Mauro. Allora, andiamo alla nona domanda, che è la seguente. Il bianco è in vantaggio di materiale, vero o falso? Pensaci un attimo. Mauro, stai ragionando? No, mi sa che non ti sentiamo più. Sì, no, scusatemi, che Ah, ok. praticamente sto per tirare la pizza e sto mangiando, Ah, quindi ok. ho mutato per non farvi sentire la... Ok. Tranquillo. Quindi c'è il modo più veloce per comparare i due schieramenti e trovare gli elementi uguali, no? Quindi torre, siamo pari. Hai trovato la soluzione, Mauro? No, scusami, non avevo capito fosse proprio per me la domanda. No, Ah, sì, comunque, era per te, era per vedendolo, te. vedendolo così, cioè, nel senso, a me già vedendolo così mi è sembrato proprio assolutamente superiore il bianco. Poi magari non ho Superiorità del contato, bianco. non ho contato, però Ok, vabbè, è giusto, è vedendolo giusto. così, Poiché i tre pezzi leggeri, diciamo, si equivalgono con la donna, quindi rimangono fuori la torre contro, è diciamo, superiore l'alfiere. all'alfiere A e poi livello di fai pedoni siamo identici e quindi c'è superiorità numerica del bianco. Poi da qui a vincerla magari ci vuole un po', però vantaggio di materiale. Giusto. Allora andiamo avanti. Scusami, Cristian, non avevo Niente, capito fosse per me. tranquillo. Andiamo avanti alla decima domanda e chiederei a Fabio. Ci senti Fabio? Ok, se non ci senti vado un attimino avanti e chiedo ad Alessio. Vediamo se Alessio... Ciao. Eccolo, Ha ciao scritto in Alessio. chat. È scritto Ha scritto esatto, in chat. Fabio. Fabio, ok, Fabio, ok, faccio un attimo la domanda a Fabio, allora, non ho visto in chat. Allora, 10. L'inchiodatura che sta facendo quell'alfiere nero sul cavallo è fastidiosa e da temere? Sì, vabbè, devo fare la domanda. L'inchiodatura è fastidiosa, vero o falso? È fastidiosa. Dà fastidio quell'inchiodatura o il bianco può far finta di nulla? Questa domanda è per Fabio. Tocca al bianco o al nero? Tocca al bianco, che deve capire se fare una mossa a caso e tenersi l'inchiodatura o no. Fabio dice, direi che rimangio. Tu dici su questa rimangio, quindi non è un problema. Ok. Però come sappiamo,
nella gran parte dei casi, lo scopo dell'inchiodatura non è mangiarsi questo cavallo, ma è tenere questo cavallo che non può muoversi. Esempio, supponiamo mossa casualissima, ma questa è la più brutta che c'era. Mossa casualissima del bianco, cosa può fare il nero? Dite ragazzi? Cavallo di 4. Di 4, Esatto, scusate. esatto. Questa è fastidiosa, che ora devi spostare la donna da qualsiasi parte e poi ti arriva questa, che è la fine, diciamo, della partita. Quindi in questo caso, nella gran parte dei casi, l'inchiodatura del cavallo quando c'è dietro la donna è fastidiosa, devi prendere ripari con un cavallo di 2, H3, cercare di toglierti il prima possibile da sta roba. Ok, è fastidiosa, è fastidiosa. Bene, andiamo avanti, domanda numero 11, chiederei ad Antonella. Eccoci. Eccoci, allora, questa qui, la domanda è: l'alfiere di 4 è in avamposto, vero o falso? A me manca proprio il concetto di avamposto. Esatto, era lì che volevo arrivare. Secondo te, a sentore? Oddio, che sta avanti, quindi ci potrebbe stare in avamposto. Ok, Non so è se, giusto, se- è giusto, se- cioè, è l'avamposto protetto anche perché c'ha dietro la regina, non so se si porta anche questo concetto, l'avamposto. che è protetto? Sì, 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 alla fine Sì. stai dicendo tutti, che è avanti, che è protetto. E poi non so, non noto nient'altro sta al centro della scacchiera. Ok, ok, sì, sicuramente è molto forte quell'alfiere e vediamo se qualcuno di più esperto può dirci se è in avamposto oppure no. Proprio in avamposto non per definizione, perché Ah, non Può essere, ti sentiamo più Giovanni. non è l'avamposto perché può essere scassato da un pedone avversario. Esatto. Ok, quindi ci attaccato da sono un pedone. tre cose per essere avamposto. Allora, dovrebbe essere nella metà scacchiera avversaria, diciamo, se proprio vogliamo essere Ah, ok. pignolissimi. Numero uno. Numero due, non può Definizione non essere è l'avamposto. scacciato da pedoni avversari. In questo caso può essere scacciato. Non può Ok. essere scacciato da pedoni avversari e c'era un'altra cosa, deve essere sostenuto da un pedone. Quindi è vero che corre difeso, però è difeso da un pezzo. Ci voleva un bel pedoncino qui, allora già la cosa iniziava a diventare interessante, ma comunque ci devono essere queste tre condizioni. Sostenuto da un pedone, essere nella metà campo avversaria e non può essere scacciato. Esempio di avamposto, se B6. questo qui era qua. Se quello Il era B6 lì, col pedone. ovviamente sostenuto, magari Ok. da 5 Bella. nella metà campo, non può essere scacciato da nessun pedone del nero ed è sostenuto da un pedone. Lì l'alfiere sarebbe in avamposto. Chiaro. Ok. Ok, ok. Bene, andiamo avanti. Vediamo chi manca ancora da chiamare. C'è Gabriel. Sì. Eccoci, Gabriel. Allora, andiamo alla domanda 12 per te. Il pedone D5, ossia quello evidenziato, è più facile da catturare che da difendere, vero o falso? Quindi è più un problema per il bianco o questo pedone per il bianco in realtà fa un bel lavoro perché limita i pezzi del nero? Quindi la domanda è, l'affermazione è: il pedone D5 è più facile da catturare che da difendere, vero o falso? Decisamente nella difesa Benoni io so che il pedone D5 del bianco di solito è un vantaggio per il bianco perché Bravissimo, limita i pezzi del nero, quindi bravissimo. direi che è più facile da difendere. Bravissimo, sì, 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 non è un problema, è vero che è molto avanzato, uno magari lo vede lì avanti da solo, però in 2 secondi il bianco lo difende, cavallo C3 e 4, e questo è veramente un problema per il nero, quindi giustissimo, Se vuoi giustissimo. essere un maledetto, giochi E4 subito, se vuoi essere un maledetto. C'è qualche trucco? Sì, in questa trappola qua nell'inglese Non lo nell'angolo conoscevo, scandinava ci cascano tutti. ma sai che non la conoscevo questa? Sì, nell'angolo scandinava dove l'avversario mi gioca cavallo in F6 per rifarsi sul pedone in E5, io gioco in D5, io gioco sempre E4 No, ma perché c'è lo scacco di bellissima. donna e ci ho fregato anche un giocatore a 2000 con questa trappola. No, qui giocavo sempre cavallo C3, no? Però questa è veramente Sì, forte. sì, c'è anche questa qua, c'è anche qua Bella, perché c'hai lo bella, scacco. bella, bella, bella. Qui nelle blitz può essere buona, a tempo lungo
sicuramente la vedono, però nelle blitz può essere buono. Ottimo, ottimo. Vabbè, ci ho battuto un 2000 con questo No, gioco no, ma qua, infatti, no, normale. ma non è scontata, non è scontata per niente. Allora, andiamo avanti. Il turno di Giovanni. Vediamo se... Eccomi. Eccolo, ciao Giovanni. Allora, andiamo alla domanda 13 e l'affermazione è questa. Il nero ha convenienza nel dare l'alfiere sul cavallo, vero o falso? Allora, se ipotizziamo che ha spinto, diciamo, il bianco qui in H3, Sì. a quel punto sì. Cioè, perché sennò altrimenti tirerei fuori, cioè perderei un tempo per ritirarlo. Però c'è da dire che anche il mio alfiere, oddio, c'ho anche questo alfiere in fianchetto. Non lo so, sono indeciso qui. Oddio, forse lo darei subito per il cavallo. Giusto, Anche giusto, perché giusto. mi può dare fastidio. Lo so, Sì, così. sì, sì. È giusto, è giusto, è giusto il Ok. ragionamento, anche perché se lo ritiri, l'unica casella che sembra interessante è di 7, ma sei in realtà di intralcio allo sviluppo dei tuoi stessi pezzi, no? Quindi a questo punto si va dato e questo cavallo è molto forte, no? Può riposizionarsi, attaccare i punti, quindi sicuramente in più abbiamo capito che ci abbiamo l'alfiere forte, quindi va bene, giusto, 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 giusto. Ottimo. Andiamo avanti. C'è Giulio da chiamare. Vediamo se può Sì. rispondere. Ecco, ciao Giulio. Allora, andiamo alla 14ª affermazione che è: con cavallo C6 del nero, il nero mette in serio pericolo la donna bianca. Vero o falso? Pensaci un attimo. Falso. Perché non è un problema per la regina? Perché c'è l'inchiodatura di alfiere. Ottimo. Quindi regina non è in pericolo. Ottimo, ottimo, ottimo. Bravo. Andiamo alla 15ª. Vediamo se ho finito il giro. Ah, forse c'è... Vediamo se ho chiamato... No, c'è ancora... Aspetta, ditemi ragazzi chi non ho chiamato Io. che... Io. Ah, Stefano La Rosa, ok. Stefano, allora, andiamo alla 15ª per te. E questa è difficile. Il bianco deve attaccare seguendo la direzione dei pedoni. Vero o falso? Vero. Vero. Solitamente sì. In questa situazione? Devo cercare più spazio dal lato di donna. Da questo lato? No, scusami, dal lato di re. Devo Ok. giocare sul lato di re perché c'è più spazio. C'ho più spazio. Esatto, esatto. Io- Questa io- alla fine è una sorta di siciliana, no? E Sì. quindi questo cosa qui poi richiede G4, H4. In più, che cos'è che ci fa venire voglia di giocare H4? E il fatto... non ho capito, aspetta. No, che cos'è che ci fa Cosa... venire ancora più voglia di spingere il pedone H4? H5 poi, vai. Esatto, quindi questo cavallo malmesso, perché il cavallo in G e Sì, in B è sempre malmesso, con H5 proprio lo sì, spingi via e quindi è sì, sì. veramente Sì, sì. facile prendere spazio. Qui diciamo, questo ti ha tratto in inganno questa, perché in realtà non è definita come struttura, perché se c'era anche D5 allora ti dicevo di sì. Ma No, in era questo più che altro modo... la domanda teorica, nel senso io Ah avevo sì sì no, la domanda pensato teorica è questo... giusto, è giusto, è giusto, Poi assolutamente. io avrei detto di no per anche un altro motivo. Si sta parlando di un arrocco lungo, si può essere facilmente in arrocchi contrapposti, in questo caso si sarebbe entrato in una sorta di... che il bianco deve giocare un po' un storbe dal lato di re. Certo, certo, dici prima o poi il nero roccherà di qui, quindi tirare su i pezzi. Ok, sì, 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 ci sta, ci sta.
Sì, sì, sì. Diciamo difficilmente poi uno va a spingere i pedoni dove è arroccato, no? Quindi Ma a livello di teoria, Christian, devi guardare che ci sia almeno un pedone avanzato nella metà avversaria per definirla, quindi per utilizzare la catena pedonale come direzione per l'attacco. Non so se mi sono spiegato, l'ho messo giù male. no, Nel capito, tu senso dici che questo pedone deve essere almeno qui per... sì, ma a livello teorico, perché deve essere nella metà avversaria? È per quello no, oppure in generale? allora, diciamo che perché c'è questa teoria che dice devi attaccare nel senso dove ci sono i pedoni? Certo. Perché generalmente se tu provi ad attaccare in senso contrario, questi stessi pedoni ti chiudono le diagonali, no? E quindi fai fatica ad attaccare da quel lato. Per quello dici a seconda il flusso, così non hai diagonali chiuse, perché avresti tutte le diagonali aperte. Questa è la semplice ragione del perché esiste Ok. questo principio. In questo caso, diciamo, è vero che c'è qui una catena, ma non è totalmente definita. Se c'era anche questo qui, allora hai tutti i pedoni che ti dico di attaccare di qui, probabilmente qualcosa te lo devo inventare. Anzi, qui avevi anche più spazio. Immaginiamoci un attimino questo più avanti, c'era spazio anche per questo cavallo, quindi iniziamo a esserci cose più interessanti. Ma essendo che ora è così la situazione, qui questo cavallo, qui sì, credo che queste mosse chiamino tranquillamente. Ok. Ok, andiamo avanti, andiamo alla 16 e ditemi ragazzi chi non ho ancora chiamato. Io Christian. Eccolo, Stefano Berna. Scusate, ma mi vanno giù e su giù i nomi. Allora, Stefano, andiamo alla 16 e la domanda è, l'affermazione è, la mossa migliore a questo punto è alfiere di 3, così il bianco sviluppa un pezzo e difende il cavallo. Vero o falso? No, quindi ti direi di no. Si interpone col pedone in D4. Esatto. È vero, Perché non c'è sviluppa più un il pezzo e tatticismo difende, però... Basta giocare contro la Carcan per un po' che lo sai. Esatto. Quale sarebbe stata la mossa migliore? Cavallo G6. Esatto. Questa qui. Sì, questa è proprio Caro-Can pura. E quindi verrebbe voglia magari da sviluppare, ma c'è Sì, proprio no, poi c'è il un pedone problema di natura tecnica. C6 che impedisce il tatticismo della francese quando Sì, si esatto, dello scacco. lo Esatto. scatto poi di scoperta. Esatto. Ottimo. Bene, andiamo avanti. Chi manca ancora, ragazzi? Quanti giri avete fatto? Pasquale, siamo ancora al primo giro. Perfetto, sì. Ok. Allora, Pasquale, allora la prossima, la 17, che è questa qui. L'affermazione è: l'alfiere in E7, l'alfiere del nero messo in E7, non sta bene, sarebbe meglio in G7. È vero o è falso? Che non sta bene, è vero. Scusa Pasquale, non ti ho sentito? La domanda è che non sta bene, in effetti. Esatto, che non sta bene in E7, ma starebbe meglio in fianchetto. Mm. No, direi sì, è vero che è meglio in fianchetto. Ok, quindi diciamo giocheresti prima o poi G6 e lo metterei di qui. Lo metteresti di qui. Ok, qualcuno ha da ridire? Sì, si creano debolezze sulle case scure. Ok, sì, diciamo che E7 è un pochettino più veloce, arrocchi subito, il fianchetto è sicuramente sempre un'arma potentissima, il vero problema di questo fianchetto è che ti indebolisce il cavallo, che adesso è supportato da un pedone, dopo G6 non è più supportato. Non è che perdi subito il cavallo alla prossima mossa, però è comunque un indebolimento gratuito che se si può evitare, però
è anche vero, se vogliamo proprio rispondere alla domanda, è chiaro che l'alfiere sta molto meglio di qui rispetto ai 7, quindi anche questa domanda probabilmente era posta male. Sicuramente sta meglio in G7 che in E7, ma per non scombussolare la posizione, in questo caso forse sarebbe meglio metterlo in E7. Quindi, Pasquale, forse ti è capitata anche qui una domanda che ho formulato non benissimo, ho capito cosa volevi dire. Sbaglio, questa è una conformazione un po' da Scheveningen. Sì, credo di sì. No, è da Najdorf questo. Ma la Najdorf non ha di 6, No, esatto. Questo è perché la Scheveningen può rientrare nella Najdorf, la Najdorf tecnicamente no. Beh, invece sì, non vedo perché. Come non è Se giochi Najdorf? 6 più che 5 rientri, Cioè, voglio dire, con la Scheveningen giochi prima e 6 e 6 e di 6 e poi volendo hai anche a 6. Ma Nella anche Najdorf con- non vedo proprio il motivo di giocare di 6, proprio lasciare stare che io non sono nessuno per conoscere la Najdorf. No, inizia con D6 la Najdorf. No, Beh, la sì. Najdorf... Sì, cioè C5 La D6. Najdorf inizia con D6, Ah, è Sì, vero, sì, è vero, C5 sì, mi stavo D6. confondendo con lei. Ma la Najdorf non perdi però il pedone C inizialmente. Sì, lo devi sì, cambiare certo, sì, col sì, pedone lo so, D. sì, sì. È quello Sì, che sì, infatti è quello, non può essere Najdorf perché gli manca quel Sì, piccolo diciamo passo. che sì, forse anche nella Scheveningen perdi subito il pedone C perché comunque l'inizio della siciliana è Nella sempre siciliana che aperta perdi il il pedone bianco, C. esatto, dovrebbe spingere di 4, in questo caso non l'ha fatto e ha fatto una Vabbè, sorta raga, di attacco Scheveningen e indiano. Najdorf si possono interporre, quindi Sì, si Vabbè, ragazzi, frappongono. Queste nozioni le troveremo poi nelle basta lezioni. spingere in D5 ed esce la francese. in cui non vogliamo rientrare. Nessuno vuole entrare nelle francesi. Andiamo Solo io avanti. praticamente. Chi manca, ragazzi? Ma dicevo, queste nozioni poi le troveremo tutte una volta quando saranno completate le lezioni del corso, immagino, no? Queste parole, Di Najdorf, cosa? Di eccetera. cosa, Alberto? Queste parole che stavano dicendo, Ah, sì, che sono varianti della siciliana. li troviamo. Ah, ecco. Ok, Una volta studiato, ovviamente. C'è tutto. ho chiamato tutti, credo, giusto? Vediamo se... Così a sentimento Peppe non l'hai chiamato. Giuseppe? No, a me sì, mi hai chiamato e hai fatto quella domanda Ah, quella lì all'inizio, ok. Allora ripartirei, non con l'ordine perché non me lo ricordo mai, ma in ordine così come me li da Zoom. Alberto? Io? Alberto io? Ah sì, scusami, Alberto Gatta, perdonami. Ok, grazie. Sì, quando ci sono due nomi uguali devo... Allora, andiamo al 18, che è questo qui. E la domanda è... Mi senti? Sì, Alessio? Sì, scusami, Sì. l'auricolare Bluetooth non funzionava il microfono. Tranquillo, ma prima hai risposto o no? Sì, ho risposto, però poi c'era l'altro ragazzo che aveva risposto in chat. E quindi alla fine hai dato precedenza a lui. Ah, quindi alla fine non ti ho fatto più il problema? No. Ah, ok, allora Alessio è il turno tuo. Bene adesso. così, è bene così, faccio parlare gli altri. No, allora, no, hai ragione. Problema 18. L'affermazione è, qui il nero spingerà il pedone, no? Sì. Se il bianco cattura il pedone in E3, il nero vince la partita, vero o falso? Allora, perdonami, è il nero il primo a muovere, giusto? Sì, il nero Chiamazza di muoverà pedone. questo pedone qui, no? Ok. E la domanda è, se il bianco poi lo cattura quel pedone, il nero vince la partita. Quindi immagino con la donna. Esatto. Ok. Sì, perché la donna nera potrebbe muovere in G7, no, Sì, G2, perdonami, sì, giusto, ed è supportata dall'alfiere. Quindi deviazione della Esattamente. regina e ti prendi matto. Giusto. Bene, adesso veramente rifinito il giro. Allora andiamo Grazie con... Cristian per la domanda facile. non era facile. Andiamo con Alberto Gatta, che andiamo col problema numero 19. Sempre domande facili. Allora, F6 è la mossa migliore, vero o falso?
La teoria dice che non devi spingere due pedoni dalla Rocco. Adesso guardiamo un attimino. Allora. La domanda, scusami, è giusto spingere pedone F? Esatto, Giuro. F6 è la mossa migliore del nero, vero o falso? No, non lo spingerei io. Ok, cosa faresti? Forse penserei... sto pensando un attimo all'alfiere chiaro. Fammi un attimino pensare meglio. Mm. Cultura. Grazie. Dammi ancora un secondino, Quella Vai, di due era più tranquillo, facile. intanto se anche qualcun altro sta ragionandoci sopra. Sto riconsiderando la mia risposta, aspettate. Allora, ragiono ad alta voce, spingo il pedone, cattura, ricattura di alfiere, mi sento di dire che sto bene. Se spingo e lui spinge il pedone, Mi piace più panino. il pedone è gratis, quindi in fondo perché no? Perché non dovrei dirti che sì, è la mossa giusta. Giusto, giusto, mossa strana, molto strana, questa piace a Giuseppe. Sì, è quello che... Cioè, Esatto. è difficile da dire. Difficile, Dai, non potrebbe essere la mossa difficile. giusta. In Però partita effettivamente... il nero gioco E6, che è quella più umana. Però il problema è vero che gli impedisci questa spinta e è bloccato tutto ed è quella che è più sana come struttura. Questa è una struttura L'alfiere. sana, ma c'hai questo qui che... Ecco, non ho considerato l'opzione che lui non catturi e non spinga il pedone effettivamente. Allora, se Però, lui non fa nulla, il problema è che lo fai tu dopo. Mhm. Sì. 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 Sì, è vero che costa un pedone doppiato, però comunque vada ci va bene questa. Adesso Le non ti so famose- Tra dire l'altro, se alfiere o Christian, pedone, ma forse sia alfiere che Io pedone. forse, Sì. io forse alfiere per poi giocare E5 forse. Sì. Perché questa spinta in F6 dipende sempre dalla struttura pedonale, ma visto che te hai la struttura pedonale sui bianco, non hai il problema della diagonale debole Cioè, che è sfruttabile, quindi qua secondo me è giusto catturare di alfiere per poi giocare 5. ottimo. Secondo tra me. l'altro, Christian, quando c'è quella struttura lì, come quella che c'ha il bianco, che è fastidiosa parecchio per l'arrocco, non si gioca di solito così a cercare di aprire il gioco il più possibile, togliergliela. Sì, penso di sì, no, non mi sono mai posto questo problema, nonostante succede No, perché spesso. c'era anche una variante della catalana in cui l'avversario finisce in quella variante con la Stonewall, diciamo, con il cavallo nella Stonewall. Sì? Che l'avevi Ah, fatto nei quindi video. se giochi F3. Sì, E a un certo punto poi ti trovi a dover per forza spingere sulla Certo, Rocco sì, per ho capito. romperlo. Ah, quando ti arriva il tridente qui col cavallo qui in mezzo. Sì. Sì. Vabbè, Se dall'altro quando lato, poi apri tutto, sì, è vero. Bene, andiamo avanti. Domanda, andiamo sempre in ordine. Filippo Kasparroc. Domanda numero 20. La mossa cavallo D4 per il nero è una perdita di tempo, vero o falso? No, falso, secondo me è buona. No, È buona perché se prende con il cavallo. Ciao Mauro, benvenuto. Ti sentiamo se vuoi fare i ragionamenti, puoi Ma silenziare scusami, il pensavo di aver microfono. tolto l'audio.
Perdonami, Figurati, pensavo di aver tolto l'audio. figurati, non ti preoccupare, non ti Un preoccupare. esordio non brillante il mio. Perfetto. Vai tranquillo, vai No, tranquillo. non il mio esordio migliore. Perfetto. Vi lascio riflettere. Vai tranquillo. Ciao. Io devo dire che non mi piace come mossa, però cioè io in una posizione del genere preferirei di gran lunga Alfieri in E6, perché Giusto, dal giusto. dal mio punto di vista per me è una perdita di tempo, perché un bel piano del bianco, se tu ricatturi col pedone, sarebbe cavallo in E2 e cavallo in G3, quindi manovra Giusto, tipica giusto. del bianco. Per Giusto, me è una giusto. perdita di tempo questa. Ah, posso dire una cosa che ho notato che ci sono dei pattern dei giocatori da 1200 in giù e che in queste posizioni, infatti questa posizione è tratta da giocatori di questa fascia, e in queste posizioni hanno più o meno sviluppato un po' di pezzi, non sanno cosa fare, portano il cavallo al centro così, dove si bega con un altro cavallo avversario. Ora, ogni mossa che facciamo dovrebbe sempre in qualche modo cercare di migliorare la nostra posizione. Nel momento in cui portiamo un cavallo al centro, che per carità, cavallo al centro è sempre meglio che un cavallo che non è al centro, ma la domanda è, se lui ci cambia o se noi alla prossima cambiamo, ci abbiamo guadagnato almeno qualcosa o è un cambio solo per farlo perché non sappiamo cos'altro fare? Perché se la Esatto. risposta è un cambio solo per fare il cambio, allora forse ti dico guarda che magari c'è di meglio. In questa posizione, come dice Filippo, piuttosto che mandare lì il cavallo al centro così perché non so cos'altro fare, termino lo sviluppo, tolgo l'alfiere, magari lo metto in E6 dove gioca contro questo fortissimo alfiere. E, ok, si impedona, qualcuno dice ma l'impedonatura non andrebbe mai fatta, qui si entra in uno schema di strutture pedonali dove in questo caso va bene. E, No, vabbè, vedi che dovrebbe essere la mossa migliore questa del nero. Sì, infatti lo penso anch'io. credo anch'io. Dovrebbe, Adesso dovrebbe essere attivando il motore ci dirà alfiere 6. Alfieri in Alfiere E6. 6. Sì, alfiere 6 è la migliore. Ottimo, ottimo. Bene, andiamo avanti. Michele, andiamo con il numero 21. E l'affermazione è: la spinta H6 del nero è sbagliata. Vero o falso? Ti direi che è vero che è sbagliata, perché se il bianco decide di fare i cambi, quindi alfiere per cambiamo le donne, cambiamo tutto, noi ci troviamo con impedonatura e con re scoperto. Giusto, giusto, giusto. Ecco, in queste cose sempre da evitare, è meglio avere i pedoncini abbastanza uniformi davanti al nostro re. Quindi, in questo caso, cosa avresti giocato più che giocare H6? Probabilmente avevo giocato cavallo D7, Sì, cavallo B di 7. la più naturale, sì, sì, sì. Così, in caso di cambio, puoi andare dopo anche con la regina, ops, e in caso di cambio non hai la struttura rovinata, ma è a posto. Ottimo, ottimo. Andiamo avanti. Paolo? Sì. Eccoti. Allora, domanda numero 22. La domanda è questa. Il bianco, come apertura, ha appena fatto il sistema di Londra. Vero o falso? Non mi intendo tanto di apertura, ma mi pare di Ok. sì, però. Mi pare di sì perché poi dopo potrebbe esserci, credo, E3. Ok, cioè Mi c'è pare in di questa sì. apertura, ma questo non è il sistema di Londra, però a Fochino, che apertura è? Colgo l'occasione per ricordare a tutti il nuovo corso. Esatto. La lezione sul nuovo corso. A me questa qui sembra molto l'apertura italiana al contrario. Pubblicità. È vero, è vero, è vero. È Questo è, l'allegori. è questa nuova apertura che sta andando molto di moda, che è il Jobava, e si chiama Jobava London System, che è diciamo una variante del sistema di Londra, ed è fastidioso, questo cavallo qui in C3 che va subito poi in B5, è fastidioso, è fastidioso. Io ci ho perso in un torneo Rapid e non avevo una difesa chiara contro. Ho preso brutte mazzate, ero uscito subito con alfiere F5, è arrivato subito F3, G4, H5 Ecco. e ho preso brutte mazzate, quindi
E a proposito di pubblicità, uscirà il corso su come difenderti dal Giovanni, quindi va bene, Sì. ottimo. Io Andiamo spiego avanti. sempre il pedone A per difendermi in questo caso qua. Giusto. Questo me l'aveva consigliato un maestro Nel internazionale, dubbio. giusto per mettere. Vabbè, cosa lo faccio vedere dopo? D4, D5, cavallo C3, cavallo F6, alfiere F4, A6. Tu dici, è una perdita di tempo, sei in apertura, verissimo, ma si gioca perché l'obiettivo proprio del bianco è arrivare in B5 anche in medio gioco, anche nel medio gioco, quindi A6 non è assolutamente una perdita di tempo e gli togli tutto il gioco che lui voleva fare, quindi A6 No, non glielo togli. è un ottimo Non glielo antidoto. togli. Cosa, Giuseppe? Non glielo togli il gioco, H4. Eccolo qui H4. Ma c'è nel corso, ragazzi, c'è nel corso H4. È giusto. Allora, andiamo a Giuseppe, visto che sei intervenuto, sei salito nella classifica di Zoom, allora ti do questa numero 23, che è il cavallo in E5 è una buona mossa, vero o falso? Cavallo in E5 è una buona mossa, eppure a me non piace. Non lo so perché, a me non piace. Tranquillo Nakama. Perché su eventuali catture e pedone poi per E5 mi chiudo totalmente all'alfiere. Non è una trappola del sistema di Londra? Perché mi sa che al colle è Zucker È una forte trappola questa. del bianco del sistema di Londra, se non mi sbaglio. No, a me non piace Cristian. Ok, La mossa. avresti fatto tipo a Rocco. No, forse donna C2. Ok. Allora, sicuramente si poteva ritardare questa mossa, donna C2, Rocco, eccetera, però prima o poi la devi fare. Perché sennò come continui il gioco? Perché poi, un po' come il sistema di Londra, come diceva Mauro, un po' come diceva Michele nel Colle Zuckertot, alfiere B2, più che essere un attaccante contrario, in realtà è un sostenitore del pedone D4, che dopo i cambi... vabbè, qui ti arriva, scusami, qui ti arriva la brutta roba. Dopo i cambi, è vero, questo cavallo se deve andare via da qualche parte Io non lo e metterei lì, a bruciapelo. No, lì no, lascialo stare Ah là. sì, scusa. Vabbè, qui. E come vedete questo pedone è molto molto forte, sostenuto. Pedone sostenuto dall'alfiere in fianchetto è sempre veramente immortale. E quindi lui per sbarazzarsi di questo dovrà giocare F6, che ovviamente comporterà un indebolimento della sua posizione. Quindi male non è. Prima o poi sì, in queste strutture conviene giocarlo, perché sennò non sai come continuare il gioco più che altro. Quindi Lo continuerei in un altro modo, ma questo cavallo qua non lo so, inizialmente non mi... non ti Come gioco io non mi garbava. piace, no, come gioco io non mi piace tanto. Ok. Poi lascia stare che sarà sbagliata la risposta, però come gioco io No, certo. non mi gusto. Cioè, Va forse è bene. troppo anticipata la cosa. Ok. Va bene. Allora, andiamo avanti con la prossima domanda. Chiamo Alberto Alderighi. Dimmi se ci sei, Alberto. Ci sono. Eccoti. Allora, domanda 24. Questa è tosta. Faccio affidamento sul 50%. Ok, la cattura del pedone F per G6 è la cattura migliore
per il nero, vero o falso? Sono due le possibilità, o cattura col pedone F o cattura col pedone H. Qualcosa che mi gira nella mente di aver letto che in genere si cattura verso il centro. Ora qui, tenendo conto, c'è questa torre qua, ma per me non è la migliore. Cattureresti con questo in L'altra. H. Giusto, allora la risposta è giusta. Allora, di norma uno gli verrebbe da catturare con questo perché non crei pedoni doppiati. Questi due sono doppiati, nel momento in cui fai così li sdoppi c'è una bella catena di pedoni. Di norma ti verrebbe da fare questo. In questo caso c'è proprio una questione di natura tattica, ti verrebbe lo scacco e ovviamente se il re si allontana perde subito questo pedone ed è un problema. E se vai qui è un problema uguale, poiché il re è sguarnito e arrivano cose brutte. Quindi in questo caso, diciamo, il pedone F serviva a difendere il re da questi scacchi, quindi in questo caso è vero che c'è i pedoni doppiati, ma sono abbastanza solidi e ti evitano di finire in fretta la partita. Quindi risposta giusta. Andiamo con Stefano La Rosa. Eccoti Stefano. Allora, domanda numero 25. Il sacrificio di torre è corretto? È corretto, vero o falso? Io ti devo confessare una cosa, ho la fobia delle interrogazioni. Vero. Vero, doppio punto esclamativo. Comunque sì, in questo caso io farei sacrificio di torre. Poiché? Perché poi c'è Alfiere H6. Giusto, era vero, giusto. Esame superato. No, veramente, io non ti sto scherzando, ho la fobia delle interrogazioni. Ma penso che una buona parte qui dentro. Bene, allora stiamo andando a terminare. Pain no gain. Chiamerei Ciro. Sì. Ciro, numero 26 è per te. Che dice: vista la struttura di pedoni del bianco, il bianco vuole dare l'alfiere sul cavallo, vero o falso? Ma, premesso che io glielo darei, perché si doppia i pedoni, mi piace come... Però vista la struttura pedonale, noi attacchiamo prevalentemente, dovremmo attaccare sul lato di re. Vero. Dai, glielo do l'alfiere sul cavallo. Va dato. Ormai si è settato per avere i pedoni sul bianco, quindi quello che gli interessa è l'alfiere scuro, quindi L'alfiere scuro, quello sì, bianco, anche perché rischi che se non glielo dai, Lo che ti perdi. arriva che quasi intrappolato, o che comunque, se è vero che così non te lo puoi intrappolare, però magari così sì. Quindi sì, rischi che magari poi ti impedoni anche. Oddio, non è che sarebbe male questo, però. Va bene. Ottimo, allora chiamo Mauro, vediamo se è pronto. Ora ci sono. Ciao Sì. Mauro, com'era la pizza, Oh, buona? Buona. ma Sì. senti, modesta. Buona. Allora. Che figura. A posto. Ah, scusate, sono due Mauro, io dico, quando dico i nomi, Ah, scusate, ok. no, infatti. Aspetta, Mauro Salvatore, hai mangiato la pizza anche tu stasera? Pizza e contorno. Fantastico, perché Fantastico. anche Mauro Coincidenza. Piana ha mangiato la pizza. Infatti rispondavate tutte e due. C'è un altro Mauro che ha mangiato la pizza stasera. Esatto. No, È non ci bellissima sta cosa. credo. Non ci credo. Fantastico. Allora, Guarda. chiederei però a Mauro Peana, Ok. allora, la posizione 27, che è questa cattura indicata con la freccia è buona.
Sto entrando in panico, aspetta. Mm. Adesso dico catturo, poi lui cattura di cavallo, penso. Sì. Dovrei spostare l'alfiere. Mm. Io no, sto pensando anche ad altre mosse eventuali. Ma istinto, una mossa che la faresti? Mm. Tipo in una blitz, la faresti come mossa? Probabile, sì, Ok. Io ti probabile. dico che non la farei neanche sotto tortura. Prova a dirmi il Vabbè, perché. perfetto. Io ho pensato, no, allora io catturo, lui sicuramente mi ricattura di cavallo. Ok, non guardare la tattica, dimmi proprio a livello posizionale. Cosa succede se io catturo col pedone? A livello posizionale, quindi struttura pedonale, robe varie. In pedono, sì, quello ci avevo pensato, quello ci Team avevo pensato. pedoni, numero Vai a, uno. vai a spaccare la catena. E Sì, rompi questa bellissima catena. sì, Quindi in genere queste idee che ti fa il tuo avversario di romperle, se te le rompe lui va bene perché poi tu ricatturi col tuo e ti rimane comunque la catena la intatta. catena, sì. Se sei tu che interrompi la catena, 9 volte su 10 non va bene. Poi magari c'è quella roba in cui dice il colpo tattico, non è Certo, il caso di questa cosa qui, quindi quando è possibile non sfaldare mai la catena, lascia che sia lui a catturare o che sia lui ad incastrare. Se hai paura che ti incastra e non sai più dove mettere l'alfiere, prima cambi, poi fai una mossa a caso perché questa non la puoi fare o se no rovini la catena e se lui poi ti chiude te ne vai via. Però non lasciare che non fare questa perché ops, ok. perché Io, interrompi io proprio qui a la catena. bruciapelo giocherei alfiere a 4. Alfiere a 4 No, no, cioè, prima dei cambi, alfiere a 4. prima di anche molto 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 Perché carino. tanto la posizione Sì, sì, chiusa i sì. cavalli valgono di più dell'alfiere. Ottimo, bene, bene. E allora a questo punto direi Mauro Salvatore, andiamo con la 28esima, ok, ci sei Mauro? Sì. Ok, allora ti faccio vedere l'apertura. E l'affermazione è, questa apertura si chiama gambetto elefante, vero o falso? Non Come conosco il Cristian? gambetto elefante. Avrei detto che non è una la viennese, questa, no? La viennese, bravo, falso, non è un gambetto elefante. Gambetto di Vienna? Gambetto, Sì, questo è L'apertura il... viennese. Sì, 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 sì. Gambetto di Vienna, sì, Sì, perché sì, 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 giusto, giusto, giusto. Bene, bene. Andiamo avanti. Beh, a questo punto Giovanni con la 29 e la domanda è: la mossa cavallo e 3 non è corretta, vero o falso? non è corretta. Allora, vediamo un po'. Non è facile questo, eh? Non è facile, allora, perché se io vado lì, lui cambia con l'alfiere. Dai, è sbagliato, è giusta, è giusta. È giusta, perché perdere l'alfiere è buono. Giusto, giusto, giusto. Quindi è vero che fa il doppio su donna e torre, l'unico modo che ha per toglierlo è che perde l'alfiere buono. Avendo tutti i pedoni sul bianco, si ritroverebbe con l'alfiere bianco che non riesce a muoversi. Giusto, giusto. Ottimo, andiamo avanti. Alessio, e allora a questo punto facciamo il bis. Dimmi se ci sei. Ecco, ne vista. Eccolo. Allora, andiamo alla domanda numero 30.
ed è questa qui. La spinta del pedone in G5 indebolisce l'arrocco. Vero o falso? Allora, a istinto mi verrebbe dire di sì. Cioè, indebolisce Ok. l'arrocco del nero. E la risposta è giusta. Sì, sì, sì. Scacci, è vero che scacci l'alfiere, ma è Non ho capito, indebolito. andrà via la connessione. Ok, ok, ok. No, no, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Perché scacci l'alfiere, Ok, però perfetto. ti sei indebolito tutto sulle case chiare, indebolito generalmente l'arrocco, quindi è giusto, Sì, no, ottimo. sì, pensavo anche talvolta anche a sacrifici di alfiere. Ok, ok, ok. Vediamo se Gabriel può parlare. Sì. Ciao Gabriel. Allora, questa qui è interessante. Allora, 31. Dopo cavallo per E4, attenzione, questa è difficile. Il nero può applicare il tema del desperado. Vero o falso? Direi vero perché dopo cavallo per E4 probabilmente il bianco cattura l'alfiere in G7 e adesso posso giocare cavallo per F2 attaccando la donna. Ottimo, allora spieghiamolo perché... Allora, diciamo, questo non è un semplice cambio. Così è un semplice cambio. E se faccio così, abbiamo cambiato due pezzi. Rivediamolo un attimo. Quindi ti mangio un cavallo, tu mi mangi un alfiere, io ti mangio un alfiere, tu mi mangi un cavallo. Parità totale. Ma il tema del desperado è, se un pezzo è lì che prima o poi morirà, e questo morirà, buttiamolo alla rinfusa contro qualcosa, almeno muore, ma se ne va a pancia piena. Però bisogna vedere se anche il nostro avversario può fare un desperado, ma per fortuna non può sacrificarsi contro nulla. Quindi adesso lui è costretto a mangiarci questo cavallo e alla fine di tutto abbiamo scambiato due pezzi, ma io ho guadagnato un pedone perché a un certo punto ho schiantato il mio cavallo contro un tuo pedone. Quindi quando state facendo dei cambi cercate di capire se a un certo punto un vostro pezzo che comunque scomparirà dalla scacchiera, se potete buttarlo contro qualcosa, almeno se ne mangia qualcosa. Molto bravo, questo non era facile. Allora andiamo alla prossima e chiamo Giovanni Bellucci. Eccomi. Eccolo. Allora andiamo alla 32 e la domanda è questa. Il nero può andare in vantaggio di un pedone da questa posizione immediatamente? Allora, perché la prima cosa che vedo è catturo l'alfiere col il cavallo con l'alfiere. Poi se mi riferissi... Ok, sì, sì, l'alfiere in C3, Mhm. però quel pedone che mi rimane da solo, in realtà no, è coperto dalla donna. Mm. Sì, magari te lo riprendi col tempo, magari così, però non è Non è immediatissimo. immediato, Qualcosa più no. immediata. Questa è sempre la mia apertura. Però sì, effettivamente se catturo al contrario, cioè cambio la sequenza, catturo in A3 subito col cavallo Giusto. e Non piove quello il difensore. sì, sovraccarico, sì. Giusto, giusto, giusto. Ottimo, ottimo. Bene, bene. Sempre vederli queste tattichine che sono sempre pedoncini gratis. Ottimo. Allora andiamo all'ultima. Chiamerei Cristian, ma non all'appello. si rifà Sì, sul pedone B7? Urco. Sì, Perde l'altra Prego. torre, però. Perde l'altra torre perché è attaccata dall'alfiere. sì, Visto ma è anch'io. comunque un Pedone. pedone in più, eh. Sul No, ma pedone c'è quale? l'alfiere, G7? c'è la torre in... Ah, B7. Ah sì, c'è la torre C'è la- sotto, sì. c'è la torre sotto. Sì. Allora, l'ultima la farei fare a Stefano La Rosa. E la domanda è, Stefano, la spinta di pedone
in E5 è meglio del cavallo in F6. Vero o falso? No, io direi falso. Giusto. Perché? Direi falso perché do al cavallo un buon avamposto, al cavallo bianco. Ah, Cavallo giusto, bianco, giusto. Dopo la ritirata, ovviamente. sì, perso il controllo di quella casa, E in più hai ho creato il bloccato, debolezza. sì, ho creato debolezze, l'alfiere è tappato, quindi Va bene, falso. mille motivi, giusto. Invece così, ricordiamoci che nella struttura, questa è la struttura della siciliana del dragone, i pedoni devono, diciamo, potenzialmente restare in questo modo, senza toccarli, che ha la forma del dragono, per questo si chiama siciliana dragone. Che se volete un piccolo spoiler è stata, non dico confutata, ma se uno sa giocare bene col bianco vinci 9 volte su 10. Infatti Andrea Stella dice che è la peggiore variante della siciliana, è ottima per se vuoi attaccare e divertirti, ma lui la ripudia. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, purtroppo abbiamo fatto pochi giri. Se siete d'accordo, ora sceglierò a random 3 di voi a cui spedirò questo, i tre regali che sono 2 tazze e un'agendina. Tanto poi capiteranno altre occasioni dove giriamo tutti, prima o poi, tanto non è che sono premi incredibili. Allora, allora, darei un premio ad Antonella. Ma io ho sbagliato tutto. A figure sono random. Allora, Ci siamo divertiti, sì, esatto. Chiedo, Grazie, troppo generoso. figurati, allora, chiedo alle persone che nomino adesso, quindi Antonella, Gabriel e Giovanni Bellucci, erano i primi 3. Vi chiedo di scrivere un'email a info@mattoscacco.com scrivendo i vostri dati, quindi nome e cognome, indirizzo completo dove spedire tutto e numero di telefono per il corriere. Quindi Antonella, Gabriel e Giovanni Bellucci. Ok. Che manderò Grazie. queste così. Grazie a voi. Grazie. Ragazzi, detto ciò, questo era l'ultimo Bello. incontro. Spero che vi siate divertiti, era una cosa un po' No, diversa bello. dal solito ma è anche istruttiva, no? Perché comunque c'erano Istruttiva, alcune certo. cose che... È bella anche da fare Sopra- tu stesso, Cristian. Ottimo, abbiamo trovato Soprattutto un perché è nuovo format. collegato alle aperture che magari uno non conosce, quindi impari qual è la mossa migliore da fare in quell'apertura lì.